C'è anche il prestigioso hotel a 5 stelle Cassagredo di Venezia. Tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monza, l'imprenditore immobiliarista calabrese Giuseppe Malaspina, arrestato assieme ad altre 20 persone per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. L'hotel rientra nella disponibilità dell'immobiliarista calabrese, che l'acquistò anni fa per quasi 34 milioni di euro assieme all'area dell'ex orto botanico, che rilevò nello stesso periodo per circa 30 milioni di euro della società San Giobbe. Il sequestro preventivo di Cassagredo non ha interrotto l'attività della struttura, che fino a qualche settimana fa ha ospitato Support, le grandi mani realizzate dall'artista Lorenzo Quinn in occasione della Biennale d'Arte. Lo precisa in una nota la direttrice dell'albergo veneziano Lorenza Lain. L'hotel Cassagredo, scrive, è pienamente operativo e ha una gestione totalmente indipendente e disgiunta da quella legata alla proprietà Malaspina. All'albergo difatti non è stato notificato alcun sequestro. L'atto giudiziario riguarda la segretaria e storica collaboratrice di Malaspina, cui era stata intestata una società costituita ad hoc dopo l'acquisizione e vari passaggi attraverso scatole cinesi. Oltre a Malaspina, in manette sono finiti personaggi molto noti in Lombardia, tra loro anche un ex magistrato che prestava servizio alla sezione fallimentare del Tribunale di Monza. L'inchiesta nasce da un esposto della lista del Movimento 5 Stelle del comune brianzolo di Correzzana, che aveva denunciato presunte irregolarità nell'esecuzione di alcuni lavori pubblici portati a termine in modo non conforme al capitolato. In cambio, pubblici ufficiali avrebbero preso tangenti. Per paura di essere scoperti, alcuni degli indagati avrebbero cercato di far sparire interi fascicoli di documenti interrandoli in un container.